Nessuna marcia indietro da parte della Regione sulla delibera che prevede l'assunzione di 500 medici non specializzati per i reparti di geriatria, medicina generale e pronto soccorso. Il governatore veneto resta fermo su questo punto. Non sono i veneti preoccupati, ma qualcun altro. Noi sappiamo che abbiamo un deficit di medici. Abbiamo la possibilità di assumerne 500 rispettando la legge, sono medici che si sono laureati e sono abilitati. Ovviamente manca la scuola di specialità, ma non andranno a fare gli specialisti, andranno ovviamente nei pronto soccorso, nelle geriatrie e nelle medicine generali. Rispettiamo la formazione universitaria e crediamo nell'università. Non mettiamo in discussione la formazione universitaria, però è pur vero che qualcuno dovrà dirci se un medico laureato con un anno di abilitazione può avvicinarsi a un paziente oppure no, perché a questo punto mi viene anche questo dubbio. A mali estremi, estremi rimedi. È un cerotto, visto considerato che mancano 56.000 medici in Italia, 1.300 in Veneto e abbiamo la necessità, quantomeno in attesa che arrivino gli specializzati, di avere un minimo di medici di dotazione per il nostro sistema. E a chi la definisce una follia, come nel tweet del medico Roberto Burioni, Zaia risponde: Beh, non mi risulta che debba decidere lui cosa deve fare la Regione del Veneto, visto considerato che rispettiamo le leggi. Andiamo in tribunale eventualmente. Burioni è lo stesso che sosteneva che il nostro modello di vaccinazione era sbagliato quando altri 15 paesi europei ce l'avevano come noi, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, la Spagna. Queste le dichiarazioni del Presidente a margine della conferenza di presentazione sulle novità del bilancio regionale approvato dalla Giunta. Abbiamo chiuso la partita, ha spiegato Zaia, mettendo in bilancio una previsione pluriennale, 115 milioni in 7 anni per infrastrutture e investimenti e 100 per tutte le garanzie verso il CIO. Sono circa 22-23 milioni l'anno per cassa e investimenti ed è la situazione peggiore che possiamo ipotizzare pagando tutto noi. Perché poi c'è il governo, continua Zaia, con cui avremo modo di interloquire chiedendo due cose ogni giorno: soldi per le Olimpiadi e l'autonomia. Ma che noi andremo comunque tutti i giorni a battere al portone di Palazzo Chigi e dire siamo quelli dei 2.328.000 veneti che hanno votato. Per noi l'autonomia resta irrinunciabile e prima o poi qualcuno ce la darà. È inevitabile che andrà a finire così. 11 regioni l'hanno chiesta assieme a noi, 5 ce l'hanno già, 4 non l'hanno chiesta in Italia. Questi sono i numeri del Paese. E il rapporto dei 5 Stelle non è stato facile. Olimpiadi, no alle Olimpiadi. TAV, no alla TAV. Pedemontana, no alla Pedemontana. Un patrimonio umanitario Prosecco, no al Prosecco, insomma, penso che sia sufficiente per descriverli. Infine il governatore si tiene vago alla domanda: che cosa chiederebbe a Mattarella? Lo vedrò il 28 al Festival del Cinema, glielo dirò direttamente.